Carraria, 27 maggio 2022. Qui, alle mie spalle, inizia la salita a Castelmonte, ultimo tratto della tappa friulana del Giro d'Italia che è partita 170 km fa da Marano Lagunare. Qui di fatto si deciderà chi vincerà la tappa friulana e si saprà anche qualcosa su chi vincerà il Giro d'Italia. In Giro di oggi ci faremo accompagnare lungo questa salita da due protagonisti d'eccezione che la salita la conoscono bene. Enzo, abbiamo detto la salita di Castelmonte riserva tante insidie, non è una salita semplice, ha dei dislivelli importanti, tante discese, tanti strappi, magari molto brevi ma molto intensi. Sì, è una salita un po' furba, nel senso che la danno per 6 di percentuale di media dipendenza, 5,5 in realtà, però poi alla fine non è proprio per niente così, perché 9 km è vero che però c'è una discesa, difatti qua siamo al bivio di Cialla e porta via la pendenza e poi hai dei tratti dove spiana un po', però è una salita impegnativa perché trova dei punti al 10%, 8-10%. Chiaro è che per i professionisti questa salita la faranno col 52-28 a 23-24 di media, sì, anche di più, però attenzione perché arriva alla fine di un Giro d'Italia, alla vigilia del tappone dolomitico, dopo 170 km e la salita al Kolovrat, è vero, che è una salita secondo me tosta, e per cui questa è una salita diventerà una salita impegnativa. Se dopo una tappa in cui hai scalato il Kolovrat, Passo Tanamea, Villanova delle Grotte, arrivi qui e ti trovi davanti una serie di chilometri impegnativi, può tagliare le gambe. Il primo pezzo fa il 10%, il secondo pezzo anche. Tra l'altro io ho una mia teoria sulle salite, non esiste salita dura, salita non dura, ovvero dipende da come vai, la salita fa sempre differenza. È chiaro che per loro, per il wattaggio che hanno nelle gambe loro, potrebbe essere in stazioni normali una salita ridicola, ma non lo è. In quanto tempo si fa la salita? Tu l'hai scalata tante volte Castelmonte. Ma io non faccio testo, è vero, mi pare che i tempi sono sui 20 18, un buon amatore. Il tempo dovrei andare a vedere su Strava, ma sarà molto più basso sicuramente. Anche perché appunto loro fanno questo di lavoro, per quanto l'abbiamo detto arrivino da un Giro d'Italia molto lungo, molto impegnativo, in una settimana molto impegnativa. Se pensiamo che si è già chiuso a 20 corridori, perché alla fine sono 20 corridori che si giocheranno il Giro, con già distacchi, distanze, Nibali e Dumoulin che sono usciti, cioè veramente sarà un bellissimo Giro d'Italia. Per quanto riguarda la tappa dell'Etna, tu hai qualcosa qui che la riguarda da vicino, questa bicicletta. Sì, ha vinto Perez Lopez con la Trek Segafredo con una bici uguale a questa, identica, cambia solo il colore e chi pedala sopra. Ecco, cominciamo a parlare un po' di protagonisti di questo Giro d'Italia. L'abbiamo detto, la tappa, questa qui, è la vigilia del tappone dolomitico che vedrà sicuramente grandi protagonisti, però i protagonisti qui non mancheranno, anche se secondo te è più facile vedere in cima a Castelmonte un uomo non di classifica. Diciamo che è difficile fare un pronostico, come dici tu, no? Siamo agli inizi, però sì, questa potrebbe essere una tappa per quelli che fanno le fughe, non uomini di classifica, per i delusi, fra virgolette, per esempio Nibali, è vero, o qualcun altro che verrà fuori. Ecco, per esempio io Nibali credo, e lo conosco bene, siccome ha un amore viscerale per il Friuli, potrebbe puntare a questa tappa uno come lui. Poi c'è Ciccone, c'è Valverde, anche Valverde è un grandissimo corridore, questa è una tappa adattissima a Valverde. Ma io spero che sia De Marchi, perché attenzione, perché De Marchi è un corridore straordinario che tiene molto bene questo tipo di salita, questo che per loro non dico che è un mangia e bevi, però se trova la fuga giusta potremmo avere un grandissimo regalo, cioè, sarebbe una cosa per tutto il Friuli grandiosa. Però De Marchi dovrebbe difendersi sul Kolovrat, che è un po' una salita tosta per lui. Io non la vedrò perché sarò qua,
ma secondo me è una cosa molto, molto tosta, sì, molto tosta. Sì, ecco. La tappa infine di Castelmonte secondo me è una tappa per significati nostri e per la mia generazione molto molto particolari, perché siamo nati sotto la stella del pellegrinaggio di Castelmonte, no? La mia generazione, mia nonna veniva 3-4 volte all'anno da Udine e io credo che Enzo Cainero magari non lo dice, ma questo significato l'abbia dato. Ha voluto portare la tappa a Castelmonte perché Castelmonte è il simbolo della nostra interiorità culturale e religiosa dei friulani. Ecco, questo difatti per me ha significati molto forti questa tappa qui. Adesso non ci resta per concludere questa giornata insieme che pedalare fino in cima. E Sì, poi beh, certo. in cima vediamo... Una birretta in parte e poi... Enzo, siamo arrivati. A noi non resta che berci una birretta. I ciclisti però domani, il giorno dopo, a Castelmonte affronteranno una discreta tappa, il Pordoi, il Fedaia. Che dici di quella tappa? Che è una tappa durissima. Io sono salite che ho fatto tutte, il Fedaia mi fa morire, una salita, mi vengono i peli d'occa perché io devo dire la verità, sono anche sceso quando non ero allenato. È infinita e non finisce più, è una roba, tra l'altro poi devi fare il Pordoi prima, tutto il resto. Sono posti di grandi emozioni ciclistiche, sì. Tra qui e il Fedaia uscirà chi vincerà il Giro d'Italia. E qui potremmo avere già le indicazioni. Sarebbe bello se in quella tappa non ci fosse già l'uomo che ha vinto il Giro d'Italia, perché vuol dire che questo Giro d'Italia è straordinario, no? È vero. Però io credo che si siano già fatti i giochi, ecco. Allora ci vediamo il 27. Grazie e in bocca al lupo a tutti. Ciao. Maria Paola Turcutto, siamo in cima alla salita di Castelmonte dove arriverà il Giro d'Italia venerdì 27. Che salita ci dobbiamo aspettare? Ma Castelmonte, la salita di Castelmonte non è che una grande salita dura, però è alla fine di una tappa e perciò i chilometri fatti nelle gambe sono prima e nel finale diventa più dura, sì. Tu l'hai fatta tante volte questa salita in bicicletta, che è una salita che ha dei tratti un po' particolari perché ha tanti falsipiani, tante discese, poi degli strappi anche importanti. Sì, è molto irregolare e nel mezzo c'è anche questa discesa che interrompe il ritmo delle gambe. Come dicevo prima non è molto dura, però tutto sta come un ciclista la interpreta. Sì. Tu sei stata una grande interprete del ciclismo friulano e nazionale, c'è un'altra in questo momento grande interprete che è Elena Cecchini, il tuo pensiero su di lei? È felice che ci sia un'altra friulana, che il movimento va avanti e che le donne sono professioniste. Quando correvo io non era così, abbiamo aperto le porte alle altre e quella volta per forza dovevi lasciare il lavoro una volta che eri in nazionale e purtroppo poi quando sei vecchietta mancano i contributi, questi anni persi e dunque sono felice che
anche le donne abbiano alla pari dei uomini delle squadre vere e proprie, delle vere professioniste. Quando correvi tu non era un mondo del ciclismo pulitissimo, c'era tanto doping dietro, tanto doping di squadra, una cosa a cui tu sei sempre stata molto lontana. Sì, sono incontaminata come le mie valli, i posti che vedete in giro. Sono sempre stata contraria e ho scritto anche recentemente un libro sul ciclismo nel sangue. Ho raccontato la mia storia, la mia autobiografia e sì, spero che lo sport venga sempre interpretato in questo modo, che non ci sia un barare anche imposto alle volte. C'è un rammarico nella tua carriera, hai vinto tanti titoli, hai fatto tanta nazionale, ma c'è qualcosa che ti manca? Sono contenta di tutto quello che ho fatto, avrei dovuto essere un po' più cattiva, avrei dovuto essere un po' più cattiva, ero troppo buona. E qui, dove alle mie spalle ci sarà il 27 di maggio l'arrivo della tappa friulana del Giro d'Italia, si conclude questo appuntamento con In Giro, appuntamento che torna domani sempre alle 12:45. Buona giornata!